Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Mercato Batman Napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a parlare del post partita di Bologna-Juve e di post partita dell'Inter. Non ho fatto due post partita separati perché ho detto vabbè, faccio un po' un unico post partita. Lo metto tutte post partita messe insieme, così magari perdiamo meno tempo, perdo meno tempo a registrare, non tenuto di sapere queste cose qua. Vabbè, io direi di iniziare dalla Juventus che è appena finita, appena finita la partita. Finisce per 0-1 per la Juve, che va sopra il Bologna essendo quinta a 26 se non sbaglio, cosa del genere, e segna Caballa al 64esimo, prima 4-5 minuti prima dell'espulsione di Eggem, al 68esimo, 69esimo, una cosa del genere, e Caballa viene servito dall'assist di Ildiz che praticamente facette giocate, va giù, mamma mia. Yildiz non l'ho a Napoli, però mi rendo conto che non può finire, cioè, però fosse bella sta a Napoli, soprattutto in questo momento, cioè, volesse proprio, vabbè. Tra l'altro che Caballa prende anche il miglior giocatore della partita, del match. E se vedete che parlo piano perché non posso urlare, cioè non è che non posso urlare, non posso parlare come parlo di solito perché lo sto registrando alle 11 e che sono appena finite tutte le partite di giornata e la gente dorme per questo. Poi andiamo a fare il post partita della partita contro l'Inter. Allora, partita che finisce per 1-2 per l'Inter che ha giocato in trasferta contro il Genova. Vanno al gol Bissek al sesto minuto su assist di Lautaro. Poi segna Lautaro, quindi sta via tipo 11 a Fanta, 11 o 12 al Fanta, una cosa del genere. Poi su assist di Sucic al 38esimo, un altro giovane talento, mamma mia. Vai giù. Sucic, Sebastiano Esposito, il fratello di Sebastiano Esposito, Francesco Pio Esposito, Yildiz sono gli unici talenti che abbiamo in Italia. Vogliamo mettere pure per gare Ambrosino, sì, mettiamo pure. Cioè gli unici talenti italiani che abbiamo tutt'oggi che possono diventare grandi, tra virgolette, che possono avere una gran carriera, sono pochissimi. Sono Sebastiano Esposito, Pio Esposito, il fratello di Sebastiano, Francesco Pio Esposito, Vergara e Ambrosino, solo chi? Sebastiano e Pio Esposito, Ambrosino possono diventare grandi attaccanti da minimo 20, 15, 16, 20 con la stagione, se tutto gira bene. Poi se non gira bene, che camma fa? Poi è Vergara che può diventare gran centrocampista offensivo, perché di base è centrocampista offensivo, se si può adattare anche a centrocampista centrale, può diventare un nuovo De Bruyne italiano, sì, speriamo, no? E poi, vabbè, per il Genoa, segna al 68esimo, Vitigna, no, Vitigna del PSG, Vitigna del Genoa, perché sono di stessa nazionalità, hanno lo stesso cognome, vabbè. E Martin, Martin. Tra l'altro che Lautaro, visto che ha fatto il gol e l'assist, è stato nominato migliore in campo, player of the match della partita. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like, ciao!